Questa è la chiesa della Beata Vergine del Soccorso, detta la Rotonda. Ci troviamo a Rovigo. La chiesa è nata per conservare l'immagine molto venerata di una Madonna col bambino, che era affrescata in un oratorio vicino, diventato troppo piccolo per il numero di fedeli. Nel 1594 Francesco Zamberlan realizza il progetto probabilmente ispirandosi alla chiesa della Madonna di Campagna, Verona. I fedeli sostengono con ogni mezzo la costruzione della nuova chiesa, tanto da far nascere il problema di amministrare le abbondanti offerte. Nel 1603 venne costruita una cupola, ma dato che aveva già cedimenti, venne sostituita nel 1606 da un tetto piramidale. L'altare viene completato con l'immagine della Madonna nel 1608, mentre il pavimento nel 1613. Il resto viene realizzato lentamente e senza seguire uno schema preciso. Man mano vengono inseriti i quadri e nel 1625 nei muri perimetrali vengono scavate 20 nicchie per poterci inserire delle statue. La fascia mediana viene arricchita, circa 10 anni dopo, da una ventina di quadri messi tra le nicchie. Gli interni sono completati solo nel 1684. Nel frattempo era partita la costruzione del campanile progettato da Baldassare Longhena, ma 2 anni dopo dall'inizio, nel 1657, i lavori vengono interrotti, per poi procedere a rilento. Bisognerà aspettare il 1774 per vedere il campanile completato. Nel 1866, alla fine della terza guerra di indipendenza, gli austriaci in ritirata decidono di far saltare i 4 forti che difendevano Rovigo. A causa delle vibrazioni provocate dalle esplosioni, il soffitto della rotonda crolla. Quello visibile oggi è stato realizzato da Vittorio Bressanin nel 1887. Il portico, che in origine pare fosse usato per la commemorazione dei nobili, a partire dall'Ottocento inizia a ospitare moltissimi reperti archeologici in marmo, diventando una sorta di museo civico. La maggior parte di questi reperti venne poi spostata nel 1980 nel Museo dei Grandi Fiumi, in quell'anno inaugurato all'interno dell'ex monastero degli Olivetani.